È inaccettabile la situazione che oggi le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata e di Aris IOP RSA stanno vivendo ed è inaccettabile che le controparti oggi continuino a sostenere di non avere capacità economica per rinnovare i contratti che sono fermi da 8 e 14 anni. È chiaro che rispetto a questo, come organizzazioni, abbiamo deciso di proclamare lo stato di agitazione e uno sciopero per il prossimo 17 aprile. Sono oltre 10.000 le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata e delle RSA del Veneto che attendono da anni il rinnovo del contratto. Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione al Ministero del Lavoro, le funzioni pubbliche di CGIL, CISL e UIL proclamano lo stato di agitazione permanente. È una situazione scandalosa, vuol dire che le lavoratrici e i lavoratori sono tutti questi anni che sono in assenza di contratto. Salari fermi mentre il costo della vita cresce, affermano i sindacati, con un divario che può arrivare fino a 500 euro mensili rispetto alla sanità pubblica, a parità di mansioni e di responsabilità. Nel mirino l'opposizione delle associazioni datoriali AIOP e Aris. Senza rinnovo non c'è cura è lo slogan che invece accompagnerà la mobilitazione fino alla manifestazione nazionale di Roma per chiedere contratti dignitosi e il riconoscimento del valore di chi opera nel socio-sanitario privato. Abbiamo mandato una nota agli Spisal, ai NAS e all'Ispettorato del Lavoro perché vadano a fare delle verifiche all'interno di queste strutture. Secondo noi ci sono delle situazioni che sono assolutamente non congrue. Lo stato di agitazione andrà avanti fin tanto che non abbiamo il risultato da portare ai lavoratori.